Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con l'appuntamento di A Voi la Linea, che apriamo subito con una notizia di cronaca. In collaborazione diretti dalla DDA di Trieste, gli agenti della Polizia di Stato della Stradale di Udine hanno sgominato due organizzazioni dedite al traffico di rifiuti. Si trattava di pneumatici. Ci spiega tutto il dirigente della Polizia Stradale di Udine, Alessandro De Ruosi. Un'importante attività di polizia giudiziaria da parte della Polizia Stradale. Sì, è un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Trieste sul traffico internazionale di rifiuti. È un'attività che è iniziata nel 2019 tramite un intervento del personale della sottosezione di Amaro, che ha notato un movimento sospetto di furgoni che trasportavano pneumatici vecchi, e ha dato inizio a un'attività di indagine che poi naturalmente si è molto espansa e che ha portato in queste ore all'esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro da parte del dottor Frezza della distrettuale di Trieste, sostituto procuratore distrettuale di Trieste, per la chiusura di questi due siti di stoccaggio di imponenti quantitativi di pneumatici da buttare, pneumatici vecchi non riutilizzabili, e che costituiscono naturalmente rifiuti, e che invece di essere smaltiti secondo le procedure previste dalla legge italiana venivano caricati su questi container a Udine, in questi due siti, presso questi due siti di stoccaggio, uno proprio vicino alla città in via Emilia a Udine e un altro a Pradamano in via Cussignacco, di fronte a un noto centro commerciale alle porte della città. E in questi siti venivano stoccati enormi quantitativi di pneumatici che poi venivano caricati su container che raggiungevano con dei mezzi pesanti attraverso il trasporto intermodale, raggiungevano i porti di Genova, Gioia Tauro e Trieste, e qui partivano su navi cargo verso l'Africa, dove vengono riutilizzati, insomma, in maniera molto lontana rispetto alle procedure di gestione del rifiuto che avvengono in Italia. Ci sono stati dei deferimenti? 23 le persone indagate al momento, di varie etnie, ma tutti residenti a Udine tranne due, e quindi cittadini, insomma, assolutamente integrati nel tessuto sociale cittadino, e c'è stato anche un arresto in flagranza di reato, perché durante le perquisizioni uno degli indagati è stato sorpreso mentre caricava un container che era appena arrivato proprio per poi raggiungere un porto africano. Un'attività che ha visto il suo avvio, diciamo, in base a una segnalazione. Come è scattata l'inchiesta? Da parte della Polizia Stradale sul trasporto merci e rifiuti, perché i pneumatici devono viaggiare con un formulario rifiuti secondo la normativa prevista, e il controllo sul trasporto rifiuti e sul trasporto merci, soprattutto internazionale, sono i temi tradizionali proprio della Polizia Stradale, quindi in materia di specifica competenza, come il trasporto intermodale, che è quello che prevede il trasporto su gomma fino a un porto del container, che poi parte che viaggia poi su una nave cargo. Anche questi sono gli argomenti e le materie tipiche della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato. I due siti sono stati posti sotto sequestro? Sì, sono sotto sequestro, e all'interno sono state sigillate su ordine della Procura distrettuale tutti i materiali considerati rifiuti. I pneumatici quando vengono deformati oltre una certa misura diventano rifiuti, perché non sono più riutilizzabili. In questo caso l'organizzazione, per guadagnare spazio, quindi per abbattere i costi di trasporto, all'interno di un pneumatico, come si può vedere anche dalle immagini, riuscivano a mettere anche 5 altri pneumatici piegati opportunamente. Questo naturalmente li rende inservibili e ne rende impossibile il riutilizzo come pneumatico, quindi non possono essere considerati pneumatici usati, e diventano rifiuti e devono essere smaltiti secondo la normativa nazionale. Un traffico che cosa poteva portare come guadagno illecito? Su che ordine? Beh, è sicuramente ingente, perché il costo di gestione di pneumatici e lo smaltimento dei pneumatici in Italia ha un costo minimo per i pneumatici di piccola dimensione di 5 euro, che ovviamente aumenta esponenzialmente per i pneumatici di grandi dimensioni, quelli ad esempio dei mezzi pesanti. Se ragioniamo che qui approssimativamente abbiamo sequestrato nell'ordine dei 25-30 mila pneumatici, insomma, si può immaginare il giro d'affari che può esserci dietro. Un'ultima domanda, se possiamo dare qualche indicazione in più rispetto alla persona poi arrestata in flagranza. È un cittadino di origine camerunense che è residente a Udine,
e da molti anni vive qui e insomma perfettamente integrato nel tessuto sociale, una persona normalissima, insomma, per noi. E dopo questa importante attività della Polizia Stradale passiamo a un'altrettanta importante attività dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, che nella giornata mondiale del dono si è organizzata con 2 appuntamenti in Piazza Libertà Udine con la possibilità di donare. Nell'autoemoteca soddisfazione è stata espressa per l'incremento di 1000 nuovi giovani donatori dall'inizio dell'anno. Sentiamo. Piazza Libertà, alle mie spalle c'è l'autoemoteca dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. L'autoemoteca è qui praticamente da 2 giorni, ieri e oggi, per ricordare, per partecipare alle iniziative che sono state organizzate in tutto il mondo in occasione della giornata internazionale del dono. Bene, qui in Piazza Libertà ieri si è cominciato con i festeggiamenti per il 50° di nascita della sezione della scuola dell'Istituto Zanon. Oggi invece è aperto a tutti quanti. Siamo con il vicepresidente della FDS Mauro Rosso. Accanto a me c'è anche il dirigente, il facente funzioni del centro regionale sangue Alessandro Lanti, di recente nomina. Sì. Cominciamo da Rosso, quindi grande affluenza, anche oggi parliamo di dono, parliamo di significato della giornata. A livello regionale siamo in linea più o meno come lo scorso anno, abbiamo un leggero calo di plasma, però quello che ci preme dire, specialmente per la FDS, che abbiamo quasi 1000 nuovi iscritti nei primi 5 mesi di quest'anno e questo è un gran risultato per dare naturalmente la speranza per il futuro alle nostre associazioni, ma bisogna dare merito alle sezioni studentesche della nostra zona che promuovono questo e portano i donatori a donare. Ecco, qual è l'appello? Perché io so che lei vuole lanciare un appello perché come ogni anno all'inizio dell'estate si comincia a vedere un calo che possiamo dire fisiologico di donazioni, però corriamo ai ripari anzitempo. Allora, il nostro motto è: prima di andare al mare andiamo a donare, perché naturalmente i donatori non devono andare a donare prima, perché purtroppo i malati non possono andare in ferie. Dottor Lanti, parliamo di questa realtà del Friuli Venezia Giulia. So che lei arriva da fuori regione. Cosa ha trovato arrivando qui? Il centro unico di produzione regionale di emocomponenti del Friuli Venezia Giulia è uno degli esempi di riorganizzazione del sistema trasfusionale, nel senso che qui in Friuli Venezia Giulia tutti i punti di raccolta convogliano gli emocomponenti al centro unico di produzione che ne ridistribuisce poi gli emocomponenti dopo la lavoro. Che ha sede a Palmanova. Che ha sede a Palmanova, sì. Diciamo che l'organizzazione qui nel Friuli Venezia Giulia è ben definita e la coesione anche tra il sistema trasfusionale e le associazioni è abbastanza importante. La fortuna del Friuli Venezia Giulia è che ha una grossa capacità di accogliere i donatori e quindi la Friuli Venezia Giulia è autosufficiente per quanto riguarda la produzione di emocomponenti ed è in grado anche di garantire l'autosufficienza ad altre regioni. Questa è la principale caratteristica di questa regione. Senta, per quanto riguarda la pandemia, come ha influito anche qui? Lei ha analizzato un po' i dati e come sta influendo tuttora? Allora, purtroppo la pandemia, come in tutti i settori, ha inciso notevolmente, nel senso che il numero di donazioni si è ridotto in maniera non eccessiva per quanto riguarda la nostra regione, però certo ha comunque influito negativamente anche il messaggio mediatico dell'ospedale che per un certo periodo di tempo non era sicuro per i donatori, o meglio i donatori speravano. Diciamo che l'autoemoteca stessa o comunque tutto il sistema ha reagito abbastanza bene alla pandemia e stiamo adesso raccogliendo i frutti di questo intervento anche da parte nostra. Quello che mi preme anche sottolineare è che dobbiamo agire molto, e questo già lo sta facendo l'associazione, sui giovani, nel senso che i giovani purtroppo sono quelli che hanno subito maggiormente i danni della pandemia e quindi dobbiamo portarli anche a donare molto di più e stanno già facendo tanto le associazioni. Questo sarà il futuro sicuramente per il sistema trasfusionale. Bene, ringraziamo il dottor Lanti, ringraziamo il vicepresidente di FDS Rosso, restituisco la linea allo studio. Allora, grazie a Isabella Gregorato e ai suoi ospiti. Qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi.
rieccoci con A Voi la Linea al secondo appuntamento, il futuro delle auto ibride e nel fotovoltaico. A dirlo è l'udinese Fabio Spiesanzotti, esperto di elettronica e grande collezionista di Lancia d'epoca. I suoi prototipi Lancia Delta si vedono spesso, si incrociano sulle strade di Udine. Dopo anni di esperimenti è riuscito a efficientare le vetture anni 80 e 90 dal punto di vista energetico. Sono tutte iperaccessoriate e dotate di pannelli fotovoltaici. Lo abbiamo raggiunto nella sua officina di Godia per curiosare un po' tra il suo parco auto, ed è proprio il caso di dirlo. La macchina del futuro rinasce dalle automobili del passato. Sentiamo. Fabio, come funziona questa macchina? Allora, la macchina è un 1009 turbo diesel, funziona a gasolio ovviamente. Io ho inserito delle cose elettroniche aggiuntive per avere delle informazioni che la macchina non mi dà, perché neanche le macchine nuove la danno, però io ho la temperatura della testata, ho messo un volmetro, invece questo qua mi indica il voltaggio della batteria anche quando la macchina è spenta. Questa macchina ha solo un pannello fotovoltaico? Ha solo un pannello fotovoltaico e un regolatore di carica posto qua sulla sinistra. Qua puoi ricaricare anche il cellulare volendo, hai un'uscita a 12 volt per alimentare qualcosa. Fabio, lei è la tua compagna. Quando ti sei presentato dai suoi genitori sei andato fino in Sardegna con una di queste macchine, vero? Sì. Sono andato fin là con quella macchina militare. Avevo appena finito di fare l'impianto e per fare la grande prova ho deciso di fare il viaggio per andare a conoscere lei. E i tuoi genitori cosa hanno detto, Gessa? Hanno pensato che fosse la macchina del ritorno al futuro e io lo stesso. Ecco, effettivamente questa sembra un po' la tua DeLorean, è così? Sì, è stato bello credo per lei vederla scendere dal traghetto, perché era una cosa completamente diversa dalle altre macchine più recenti, diciamo, mi ha riconosciuto subito. Ci spieghi questa tua passione per le Lancia? Allora, la mia passione per le Lancia è nata da piccolo, quando mio papà aveva una Lancia Gamma. Ho preso la patente, ma avevo già la macchina un anno prima e ho iniziato a lavorare sulla macchina mettendo neon, luci a LED ancora prima di poterla guidare su strada, perché ero appassionato. C'è chi compra computer, chi colleziona francobolli. Io vedevo una macchina in vendita, anche se in condizioni pietose, la prendevo o la smontavo, o rendere le cose un pochino più affidabili su questo tipo di macchine. Il blocchetto della chiave si rompeva, allora ho messo l'accensione a pulsante, li ho cercati di capire quali erano i cavi che venivano fuori, come nei film quando fanno così, che uniscono. In effetti è così, solo che io invece di unire due cavi ho messo un pulsante. Volevo sapere il voltaggio della batteria, non ce l'avevo. Esistono i volmetri anche piccolini e li montavo. Ho fatto l'impianto audio. Quindi serviva tanta elettricità e quindi hai trovato la soluzione, hai pensato perché non applicare i pannelli fotovoltaici alle auto. Esatto, prima sono passato ad avere più di una batteria e dopo ho detto vediamo di ricaricarle con il sole. Sono interessato ai pannelli solari, ho visto come funzionavano, mi sono informato un po' su internet, il posto ce l'avevo, avevo un cofano e un tetto e ho trovato il posto dove mettere i pannelli solari, magari sul tetto quando hanno delle grosse vetrate, o invece di mettere un tettuccio apribile o il tettino panoramico, che alla gente tra l'altro piace molto. Però mettendo un pannello fotovoltaico o due sul tetto di una macchina moderna, mettendo un impianto clima con delle ventole che trasportino via l'aria
calda da dentro verso fuori, la macchina avrebbe una temperatura più accettabile quando si entra in macchina. Secondo te questi pannelli andrebbero montati su tutte le auto nuove, quantomeno quelle ibride? Soprattutto le ibride, sì. Che io mi ricordi un'auto di serie con un pannello solare non l'ho mai vista. Per il ricarico della batteria quando stanno parcheggiate, soprattutto d'estate questa cosa funziona, d'inverno è un po' difficile. Un minimo di corrente la danno anche d'inverno se c'è sole. L'energia che possono dare può essere usata per un sistema di climatizzazione che ti rende la macchina fresca già dall'inizio, come ho fatto io su queste macchine vecchie qua. Fabio, aspetti una chiamata da Elon Musk. Sì. Adesso sì, Come progettista. E ultimati in centro a Udine lavori di sistemazione di Piazzetta Belloni. Superate le polemiche sulle essenze arboree eliminate, ora il piccolo polmone verde del cuore della città è collegato a Giardino Morpurgo che rimane aperto al pubblico. Mi trovo nei giardini di Palazzo Morpurgo, giardini che adesso si possono ammirare nel loro splendore e che sono collegati a Piazzetta Belloni. Oggi infatti è stata consegnata alla città di Udine la piazzetta rinnovata con nuove essenze arboree, anche se per arricchirla ulteriormente i tecnici del comune dovranno valutare che cosa poter utilizzare in questo angolo. Ne parliamo con il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Quindi si riapre alla città uno spazio, un piccolo polmone verde all'interno del centro storico, ma soprattutto questo collegamento per mettere in luce le bellezze dei giardini Morpurgo. Sì, i giardini Morpurgo fanno parte del Palazzo Morpurgo ed è un luogo frequentato da tante persone. È stato rimesso a nuovo dopo i lavori che hanno interessato l'ex UPIM. Nel frattempo abbiamo anche approfittato di sistemare Piazzetta Belloni e creare questo unicum all'interno della città, nel centro storico. Siamo vicinissimi anche al municipio, è un luogo che senz'altro darà motivo di incontri perché organizzeremo anche qui degli incontri letterari, culturali ed è un luogo che si può frequentare per passare qualche ora all'interno di un verde che soprattutto in Piazzetta Belloni è molto robusto. Ecco, ci sono stati dei momenti di polemica proprio per quanto riguarda Piazzetta Belloni. Superate queste polemiche? Superate, sì, le polemiche riguardavano perché sono stati tagliati due abeti in pratica per permettere la realizzazione della pedana per le persone portatori di handicap. Il lavoro penso che lo giudicheranno coloro che vengono qui a guardare, è un lavoro secondo me ben fatto, è stato ripiantato un faggio che era stato abbattuto, penso che coloro che verranno qui potranno rendersi conto della bellezza e anche del rispetto dell'ambiente che tutti abbiamo voluto che fosse attuato. Ecco, nel corso della presentazione appunto del nuovo assetto di Piazzetta Belloni è stata evidenziata l'importanza della collaborazione fra pubblico e privato per interventi in città. Sì, questo è un impegno che l'impresa si era presa, terminati i lavori dovevano ripristinare il giardino Morpurgo come era prima, penso meglio di prima perché in effetti sono state piantumate delle piante che prima non c'erano, è migliorato decisamente e quindi hanno rispettato un obbligo che era stato preso con l'amministrazione comunale. E poi mi immagino anche i fruitori di questi uffici a Palazzo Morpurgo. Sì, sono gli uffici della cultura, quindi è un luogo molto ben organizzato, molto ben vocato anche per dare un aspetto culturale e ambientale alla città. Sono veramente soddisfatto e adesso tocca a noi animare questo spazio organizzando degli incontri e dando insomma quella vocazione, quel ruolo che a questi spazi meritano. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, ringrazio Martina Beraldo per le riprese. Qui da Piazzetta Belloni o Giardino Morpurgo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato e al suo ospite, il sindaco di Udine. Adesso andiamo nel Friuli occidentale.
Prosegue infatti la partnership tra Friuli e la Midi di Cordovado, azienda specializzata nella produzione di mobili per la zona giorno e complemento d'arredo. La finanziaria regionale sarà al fianco della realtà pordenonese guidata da Paolo Venier per altri 5 anni, supportandola nel business plan del prossimo triennio. In mattinata si è svolta la visita della Presidente Seganti e dell'assessore regionale Bini. Vediamo. Presidente Seganti, oggi la visita di Friulia alla Midi di Cordovado, una delle aziende d'eccellenza per quanto riguarda l'arredamento nella nostra regione, insomma una partnership che continua. Abbiamo deciso di investire in questa azienda che continua ad avere delle performance anche in periodi un po' critici come quello pandemico, di assoluto rilievo, in costante crescita, ma una crescita che trova la base del suo successo nella capacità di innovare, nella capacità di investire, nella capacità di esportare. Sono tutti elementi che sono fondamentali perché si esporta e si esporta bene, molto bene il Made in Italy se c'è ricerca, se c'è innovazione, e questi elementi i Midi si coniugano perfettamente con una crescita non solo in Italia ma anche all'estero per un prodotto di eccellenza del Made in Italy ma anche del Made in Friuli Venezia Giulia. Fondamentale la liquidità anche in questo momento di ripartenza nel quale il lavoro di sicuro non manca, ma è un periodo comunque complicato da affrontare. È un periodo complicato, sicuramente ci sono ovviamente dei settori rispetto alle crisi precedenti che hanno una maggior presa e settori che hanno una maggiore difficoltà rispetto a precedenti crisi finanziarie dove tutti si trovavano in estrema difficoltà di liquidità. Ovviamente bisogna sostenere le aziende che stanno crescendo e che sono in quei settori trainanti, ma bisogna anche aiutare le imprese che possono farcela in quei settori più critici, penso a tutta la parte del turismo, del leisure, dove comunque continuiamo ad investire e a sostenere le nostre imprese. Quanto sono importanti aziende come queste che puntano sul Made in Italy? Sono fondamentali e Midi rappresenta un'eccellenza in termini di design, un'azienda che ha fatto dell'export il suo cavallo di battaglia, indubbiamente anch'essa come molte altre imprese in questo anno e mezzo hanno sofferto, però insomma, di fronte a dei piani industriali di sviluppo importanti come quelli che ci sono stati sottoposti, io vedo anche il rinnovo che è stato fatto con Friulia per il prossimo, se non erro, triennio come una cosa assolutamente positiva. Il Friuli Venezia Giulia è fatto da tante, in Friuli Venezia Giulia ci sono tantissime piccole e medie realtà come questa che però ricoprono un target di mercato medio-alto ed è quello che i clienti stanno ricercando. Quindi noi come amministrazione regionale stiamo lavorando per farci trovare pronti al fianco di queste imprese, sostenendole e rendendogli la vita un po' più semplice. Devo dire che la visita di Friuli oggi è importante per noi perché dal 2015 che siamo insieme, ci siamo fidanzati, poi sposati, sono 5 anni, 6 con quest'anno. In questi anni abbiamo avuto un ottimo rapporto, soprattutto un sostegno a livello finanziario più che manageriale, no? E per cui ho detto perché no, continuiamo, ci troviamo bene, siamo in buona compagnia, per cui, e poi Friuli è sempre un biglietto da visita anche nel credito per i fornitori, per i clienti, insomma quando c'è Friuli all'interno di un'azienda secondo me ti presenti un po' con le carte in regola. Midi oggi è un'azienda leader nel Friuli occidentale, una delle eccellenze della nostra imprenditoria. Ecco, al momento quali sono i numeri e qual è il mercato che state affrontando? I numeri sono che noi fatturiamo, quest'anno pensiamo di toccare i 22 milioni di euro, siamo in crescita costante da diversi anni, a parte lo scorso anno con la pandemia che abbiamo avuto un calo del 6%, però negli ultimi anni abbiamo fatto un grande lavoro soprattutto nella parte commerciale, soprattutto nella parte del prodotto e anche nel brand, nella conoscenza del brand. Abbiamo investito parecchio, ecco perché anche Friulia è stata importante in questi anni, proprio perché ci ha permesso di investire per far crescere l'azienda, per farci conoscere, per fare le fiere all'estero e per fare investimenti anche strutturali. Abbiamo appena fatto l'Officina delle Idee, l'abbiamo ideata perché secondo me è il cuore dell'azienda questa Officina delle Idee, da lì nasce tutto, da lì parte tutto. Quanti sono i dipendenti e poi ci sono importanti partnership, avete clienti prestigiosi nel mondo del calcio? Sì, i dipendenti siamo in 77 ad oggi, no?
Nel calcio abbiamo fornito i stadi più importanti d'Europa, parlo del Chelsea, del Manchester, ultimamente anche l'Udinese, il Pordenone, adesso il Padova, per cui siamo presenti in quasi tutti gli stadi europei. Noi stiamo producendo un prodotto medio-alto, per cui in tutte le sale importanti degli stadi, nelle sale VIP, dove si mangia e si guarda la partita, normalmente ci sono sempre le nostre sedie, perché hanno un contenuto di design molto importante. Noi abbiamo lavorato molto sul design e adesso stiamo avendo parecchie soddisfazioni. E con questa ultima eccellente notizia dal Friuli Occidentale si chiude anche oggi A Voi la linea. Grazie alla regia per la disponibilità e grazie a voi per l'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento in diretta con l'informazione su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.